buonasera, buonasera e benvenuti al Grande Fratello VIP. VIP ovviamente sta per Very Important Pirla, che sono poi quelli chiusi dentro la casa del Grande Fratello e che nessuno si cagava dal secondo dopoguerra e quindi hanno avuto bisogno, appunto, pensate, di entrare dentro la casa del Grande Fratello. Questa sera vi faremo vedere tantissime cose, oltre tra l'altro, scusate, alle mie tette tra poco e alle tette anche delle concorrenti, perché no? Allora, ecco, io vi volevo anche dire che la mia pettinatura questa sera alla Ivana Trump vuole essere anche per me un trampolino di lancio, proprio perché se sono finita a fare la conduzione, insomma a condurre il Grande Fratello VIP, di problemi dovrei averne anch'io. Ma andiamo subito a collegarci con i nostri VIP. Apritemi il collegamento. VIP... Che poi quello che stava pensando? VIP, mi sentite? Chi c'è? Eccoci, sì, ti sentiamo. Ciao Toa! Mi sentite bene? Come state? Ti sentivo? Siete bellissimi! Ah, bella! Ciao Toa, buonasera! Come stai? Ah, buona! Bene VIP, torno da voi tra poco! Chiudetemi il collegamento, grazie. Adesso stiamo per andare a fare una sorpresa meravigliosa a Mariangela. Pensate, sua mamma entrerà nella casa del Grande Fratello e lei non se lo aspetta assolutamente, ma ci vediamo tra poco. Eccoci tornati al Grande Fratello VIP, come dicevamo una sorpresa per Mariangela che non si aspetta assolutamente. La mamma di Mariangela entrerà nella casa del Grande Fratello e farà visita alla figlia. Andiamo subito a farle questa sorpresa. Apritemi il collegamento con la casa. Mariangela! Mariangela, ascolta, ho bisogno di te per favore nella stamberga strillante. Va bene, trovo subito. Veloce Mariangela. Madonna, so che freddo fa qua dentro. Si ghiaccia e si congela. Mariangela, sei un po' tesa? Ti vedo che sei un po' emozionata. Che succede? Freeze. Tesoro, come stai? Bella, sta tranquilla, tutto a posto, tutto bene, tutto bellissimo. Io e tuo babbo ti seguiamo sempre, sta facendo un pochino la troia, però ti si segue, non ti preoccupare, siamo contenti di tutto. Sta veramente portando avanti la tradizione di famiglia di essere zoccola, quindi non ti preoccupare, ecco. Via si va. Via vado perché se no mi mandano via calci nel culo. Ciao, dai, non ti preoccupare, stai tranquilla. Saluta babbo. Ti saluta anche babbo, si saluto tutti. Ciao, ciao bella, ciao. Stop, freeze. Ti voglio bene, mamma, ti voglio bene. Ti voglio veramente bene, mamma, non puoi capire quanto ti voglio bene. Mamma, sono qui, sono veramente, guarda, tu mi vedi tutti i giorni, io faccio la zoccola perché comunque è un personaggio, una cosa per guadagnare tu soldi, tu lire. Però tu lo sai quanto ti voglio bene, quanto voglio bene a babbo, quanto voglio bene a tutti voi, tutte queste cose che le faccio per voi, no? Per dare un futuro a tutti quanti. E insomma, non giudicatemi male, però io vi voglio bene a tutti, veramente. Mariangela, sei contenta? Grazie Grande Fratello, grazie Toa per questa bella sorpresa che mi ha fatto, veramente, guarda, una cosa bella. Grazie. Angela, sei contenta? Era la mamma! Sì, Mariangela, sono Toa. veramente emozionata. Puoi tornare dai tuoi amici, Mariangela, raggiungi bene. il salotto e chiudetemi il collegamento con la casa. Sono veramente emozionata per questa sorpresa che è riuscita benissimo. E andiamo subito con le nomination. Ecco VIP, quindi siete pronti per fare le nomination? Sì. Allora, cominciamo subito, chiamiamo in confessionale Mariangela. Eccomi, ciao Soa. Allora, aspetta un momento, mi si vedono le gioie mandate il Signore. Allora, innanzitutto volevo ringraziare te, Grande Fratello, per questa bellissima sorpresa che mi avete fatto, perché comunque
e vedere la mia mamma qua dentro la casa del grande fratello è stato un regalo che nemmeno a Natale quando mi hanno regalato la Nouvelle Cousine. Allora, praticamente l'unica cosa che ti volevo dire, un'altra cosa, è anche il fatto che le nomination sono difficili a fare perché comunque adesso qui c'è un gruppetto, insomma, siamo rimasti noi e ci si è legato, insomma, si è legati come se fosse veramente pare d'essere dei salvatori della Fincantieri di Riva Trigosto, capito? Perché insomma si è legato tanto e quindi è difficile in questo momento fare una nomination, però in tutti i casi guarda ti nomino Antonio perché comunque si veste sempre questi giubbini di pelle, poi suda, metti caso che lui magari poi si ammala, ci attacca insomma la febbre a tutti quanti e questa è l'unica motivazione che ti posso dare. Grazie, grazie, ciao. Un saluto a mio babbo. Eccoci, ciao Antonio. Allora, prima di farti la mia nomination, volevo dirti che è il compleanno del mio gatto e quindi tanti auguri gatto. E non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Allora, la mia nomination questa settimana va a Mia perché ha un carattere un po' troppo possessivo, come il suo nome, insomma, è un pronome possessivo. E quindi insomma volevo fare questa nomination perché è una persona un po', cioè così un po' strana. E quindi niente, ciao, volevo vedere lei e tanti saluti, soprattutto a il topolino che si è nascosto nello sgabuzzino di casa mia prima che io andassi insomma qui nella casa del mio fratello. Ciao. Antonio, ho bisogno di te in confessionale. Chi me? Arrivo. Chi me trova? Ciao Antonio, come stai? Bene, bene. Semplice, guarda, veramente semplice, te nomino Mariangela perché c'ha due nomi. E a me non mi va bene che questa arriva con due nomi. Tutti noi siamo rimasti qua con un nome solo, questa arriva che c'ha due nomi. Chi si crede adesso? Ma chi te sei in culo? La Banca di Roma. E quindi niente, te devo nominare lei. Va bene, grazie Va Antonio. bene, grazie. Tacci le Pippo. Bene, anche questa puntata del Grande Fratello VIP è giunta al termine, io vi do appuntamento alla prossima settimana, seguiteci anche sulla nostra striscia quotidiana e sui nostri social, su Facebook, su Twitter, Dash, Findus, Oreo e Ikea. Grazie per averci seguito, buonanotte.